Un'informazione reale fatta da persone reali per telespettatori reali che vivono in un territorio reale. Un'informazione reale e non artificiale, quella del gruppo Media Nord-Est, che da oggi può contare su spazi e studi nuovi, un investimento in tecnologia e futuro, ma che continua a parlare alle persone, quelle vere. Il nostro ruolo è raccontare i territori e raccontarli con l'autorevolezza di giornalisti, di strutture tecnologicamente adeguate per farli lavorare al meglio e per garantire ai telespettatori un'informazione di qualità, un'informazione che assolutamente rispecchi la realtà dei fatti e contribuisca al dibattito democratico, anzi sia il fondamento del dibattito democratico del nostro territorio. A San Biagio di Callalta il taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e del patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, che ha richiamato all'essenza dell'informazione l'anima del vero servizio pubblico. Una realtà legata al territorio che però non è piccola, sa guardare un perimetro ampio, possa essere veramente un osservatorio privilegiato per non perdersi nei discorsi inutili di condominio, usiamo questa espressione, e nello stesso tempo anche per tenere insieme una comunità. Comunità che il gruppo Media Nord-Est racconta in tutte le sue evoluzioni sociali, economiche, culturali. C'è bisogno di avere un'informazione adeguata e soprattutto capillare. Solo così, veicolando un'informazione adeguata, umana e capillare, si possono ottenere dei risultati tenendo conto della consapevolezza che i cittadini possono acquisire grazie a quella determinata informazione. Proprio il territorio riconosce nelle emittenti del gruppo Media Nord-Est un interlocutore autorevole e affidabile, così il sindaco di San Biagio di Callalta. Questo aspetto di profonda umanità che si respira all'interno proprio di questi studi è quello che poi noi come telespettatori, ma anche come interlocutori e relatori, possiamo trasferire alle nostre comunità. Quindi grazie di cuore per quello che state facendo e l'auspicio è di continuare sempre così e sempre meglio. Quando la forma è sostanza, con il primo gruppo televisivo locale d'Italia che vuole guardare avanti e farlo sempre a testa alta. Credo sia una ciliegia sulla torta, no? Perché questo studio straordinario, che non ha nulla da invidiare agli studi di grandi reti nazionali, è la prova, la dimostrazione della crescita di Media Nord-Est dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della professionalità e anche dell'immagine. Come dice sempre il nostro editore Filippo Iannacopoulos, noi siamo sempre dalla parte dei cittadini e soprattutto diamo voce a tutti. Qua non ci sono amici degli amici o dei parterre schierati, ci sono le persone, ci sono i politici dell'una e dell'altra parte. Che sia un luogo di serenità, di rispetto reciproco, soprattutto di chi magari ha meno voce in capitolo. Il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.